Si vive piuttosto bene in quasi tutto il Veneto secondo le classifiche sulla qualità della vita elaborate da Italia Oggi e dal Sole 24 Ore. Secondo i primi, tra le prime 10 posizioni ci sono 3 città venete, Belluno, Vicenza e Treviso. I secondi invece vedono Belluno addirittura al primo posto nazionale. Quasi identico al posizionamento di Venezia, che occupa il 41esimo posto su 110 per Italia Oggi e il 43esimo secondo il Sole. Entrambi concordano nell'attribuire alla Serenissima una qualità della vita sensibilmente peggiore rispetto a quella di tutti gli altri capoluoghi della regione, con l'eccezione di Rovigo. Come si sta qui a Venezia? Sì, di lavoro. Si vive bene o male? Se c'è lavoro vive bene, se non c'è lavoro vive male. Se vogliamo parlare di servizi, di accoglienza e tante altre cose, basta andare nelle altre città e la situazione è completamente diversa. In meglio o in peggio? In meglio, credo. Io l'ho potuta constatare di persona. Allora, mi sono veneziano, ma non credo. Se sta bene a Venezia, basta conoscere i posti. Io abito a Mestre e sto benissimo. A Venezia penso che stia male perché c'è troppo turismo. Mi abito a Venezia e è pochi anni, ma pochi, diversi, che non si vive più. Cos'è che non va? I residenti, ma poco di tutto. Un po' di tutto perché è un dramma nel camminare. I servizi anche funzionano perché non è che ne funzionano, è sovraffollati quindi. E comincia a venire una città invivibile. Gente molto maleducata, non che sei più il veneziano una volta, ecco, gente straniera che fa i scomodi, ecco. Io vengo da Napoli, sono napoletano, sono anni che sono qua. E si vive meglio a Napoli o a Venezia? A Venezia, a Venezia. Mi sono spostato qua per amore, quindi è un posto bellissimo per me, mi piace molto.